Una notizia bomba è arrivata questa sera alle orecchie dei tifosi del Napoli, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. Il portiere del Napoli Alex Meret è aperto alla possibilità di rinnovare il contratto con il club. Ma il futuro è ancora incerto. Con Meret attualmente fuori per infortunio, Elia Caprile si è preso la responsabilità della retroguardia, difendendo efficacemente sia in Coppa Italia sia in Serie A. La situazione solleva un grande interrogativo per il Napoli: chi sarà il titolare a lungo termine? Meret ha sempre dimostrato la sua lealtà e la volontà di rimanere al club, nonostante i momenti difficili e le critiche dei tifosi. Tuttavia, con la crescita di Caprile nella squadra, le future gerarchie devono essere chiarite. Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha commentato che il Napoli deve decidere quanto vuole scommettere su Meret per il futuro. Il rinnovo non dipende solo dalla volontà del giocatore, ma anche dalla decisione della società in merito alla competitività con Caprile, che sta sfruttando bene le opportunità che si sono presentate in seguito all'infortunio di Meret. Ora, tifosi del Napoli, vogliamo sentire il vostro parere. Secondo voi chi dovrebbe essere il portiere titolare del Napoli in futuro? Meret merita di continuare a difendere i pali o Caprile ha dimostrato di poterlo sostituire? Lasciate la vostra opinione nei commenti e partecipate a questa discussione sul futuro della nostra difesa.